Certo. Allora, rieccoci insieme, se non erro abbiamo una telefonata in attesa, pronto? Buongiorno signora, io mi chiamo Claudio, Buongiorno, dove chiama? eh, da Legnaro. Sì, prego. E allora le dico, ho 71 anni, ho una zia che ne ha 85 e uno zio che ne aveva 91. Sì. Stiate parlando delle strutture, diciamo, per le case di riposo. Ho una cosa che le dico è devastante. Il zio è mancato e la zia è crollata. All time mi rivolgo dappertutto, non so dove andare, l'assisto sia a livello finanziario, preso una badante e non parliamo di tante altre cose, a 1700 euro perché l'ho messa in regola, e poi ho gli extra sabato e domenica. Non troviamo una struttura che ci dia una mano perché non ha figli, siamo in due cosine, io che mi sono esposto a tutti i livelli, ma cosa devo fare? Sto perdendo la testa. Mia moglie mi ha detto una cosa, scusate se sono alterato: Claudio, guarda che se ti ammali te Sì. è peggio, Sì. perché questa è una sorella di mia madre, non ha figli, non ha nessuno. A chi mi devo rivolgere io? Che tutti ti dicono picche, picche. Ha Sono ragione. andato, diciamo, nella zona del Piovese, però siccome lei abita a Vigonove e diciamo dipende da Camponogara, siamo in attesa che l'unica struttura è a Scorsese e a chi ha l'Altime, e io cosa sapevo? Che non mi muovo neanche più da casa, il lavoro, della situazione che la badante mi chiama che mia zia ha delle alterazioni, una cosa e l'altra. Cosa devo fare? Mi scusi signore. No, no, ha ragione perfettamente, guardi. Allora, io la ringrazio tantissimo della sua segnalazione perché riprende un problema di cui parlavamo tra l'altro fuori onda, di estrema attualità e gravità, tra l'altro. Voglio chiedere cosa potete rispondere al nostro, almeno dargli un supporto di telefonare a qualcuno, dargli un numero di riferimento per potersi confrontare. Grazie molte della sua telefonata. Sì. Grazie. Questo è un problema per cui è veramente molto, molto pressante, perché quando succedono questi problemi poi si scaricano tutto sulla famiglia. Cosa può fare la persona? Ecco, una persona in questo caso cos'è che noi consigliamo? Allora, intanto provare a verificare se la persona, come dire, ha diritto ad una serie di sostegni dal punto di vista economico, cioè quindi se ha una invalidità, se non ha un'invalidità, e quindi a chi deve rivolgersi? Ecco, in questo caso si rivolge prima attraverso i nostri patronati. Quindi il patronato della CGIL, l'Inca CGIL. Quindi si rivolge... Tipo Legnaro? Noi siamo presenti praticamente in tutti i paesi. Ecco, e va con il codice fiscale della persona per vedere se può aver diritto a qualcosa. Cosa ha diritto, intanto, perché questo, come dire, intanto un primo aiuto dal punto di vista economico. Poi, quindi deve seguire tutta una procedura, va dal medico di famiglia, si fa fare il certificato e quindi poi c'è tutta una procedura che va in atto. Ipotizziamo che abbia tutti i soldi che può avere. Esatto, quindi a questo punto l'altra strada da percorrere è quella della possibilità o di una struttura di sollievo che non riesce appunto a trovare, però vediamo insomma di mettere in rete, vedere. Quindi voi avete gli sportelli che possono abbiamo degli sportelli dove è possibile dare delle indicazioni, delle informazioni. Poi è vero, se questa struttura è vicina o lontana, questo è già più problematico. Tanto è vero che noi stiamo proprio affrontando con la Regione, stiamo cercando di affrontare con la Regione questo problema, cioè dire come strutturiamo e dove strutturiamo queste residenze, insomma, ecco. Quindi questo è l'altro aspetto. Altrimenti per i casi molto più pesanti c'è appunto le strutture che sono appunto le case di riposo. Però non riesce a farli entrare nelle case di riposo. Ecco. Anche lì, come dire, noi abbiamo un problema, abbiamo alcune strutture che sono sovrappiene, ma ce ne sono altre che hanno dei posti disponibili, però, ripeto, c'è anche una carica di affettività rispetto alla persona, quindi andarla a mettere distante, non poterla andare a trovare. Ma potrebbe essere, faccio l'esempio, da una provincia ad un'altra, esserci un'accettazione da parte della struttura in convenzione del spostamento territoriale? Bisogna verificare questo aspetto, se è possibile. In alcuni casi sì, in altri credo no, dipende dal tipo di struttura, se è pubblica, privata, quindi ci sono una serie di questioni da verificare. Però, ripeto,
la cosa migliore è provare a venire nelle nostre sedi e quindi attraverso il patronato per alcune questioni, attraverso lo sportello che noi possiamo mettere a disposizione, fare queste verifiche e vedere di dare un supporto a queste famiglie che veramente quando hanno questo tipo di problema, come dire, si trovano in una condizione che appunto di esasperazione, direi, certo. direi di tutta la famiglia. A me fa anche piacere, pur dispiacendomi della situazione del nostro telespettatore, perché rappresenta in sintesi quello che noi, certo. l'email che riceviamo tantissime di telespettatori in situazioni analoghe, drammatiche tanto quanto quello del nostro interlocutore, in cui tra l'altro le badanti non sono neanche preparate, per quanto importanti non sono preparate ad affrontare situazioni del genere. La domanda frequente che ci viene posta è: ma voi del sindacato non avete dei professionisti che possano supportare la famiglia in caso di patologie di Alzheimer, dei centri, qualche cosa di riferimento di cui fidarsi, perché la paura è anche quella, sì, di fidarsi delle persone sbagliate. Poi giustamente diceva, mi chiama continuamente perché non sa come affrontare la cosa. Allora bisogna avere un'attenzione, insomma, la badante non è l'infermiera, non è il medico e quindi come dire, però è l'unica disponibilità che si trova. Esatto, è l'unica disponibilità che si trova, ma è un supporto rispetto ad una gestione di tipo familiare, ecco, non può essere certo sostitutiva di altre professionalità che spettano ad altre persone. Centri diurni che possono... sì, cioè come dire, ogni USLA ha una lista di centri diurni, di case di riposo, di strutture che possono essere messe a disposizione. Quindi tutto sta a passare attraverso quello. Come ripeto, noi abbiamo questi sportelli che possono dare alcuni tipi di informazioni. Quindi intanto provare questa strada. Poi vediamo poi in seguito cos'altro è possibile fare. Ripeto, si torna alla questione di prima, cioè quella di dotare la Regione di un fondo che dia risposta a queste esigenze reali che ci sono, che sono sempre più emergenti, perché appunto la popolazione invecchia sempre di più e sono sempre maggiori queste problematiche, insomma. Infatti in Nuova Pera Sud avremo i grandi vecchi, che ci saranno invece i medi vecchi, non ci arriveranno, moriranno dietro i grandi vecchi. Questa è una roba incredibile. No, ma insomma, però paradosso. L'importante e necessario sarebbe anche che molto meglio di quanto non facciano oggi ci fosse una rete informativa nella Regione, nelle ASL, in modo che in relazione alla patologia, in relazione alla condizione, all'età eccetera, vengono proposte delle soluzioni che appunto da quel che abbiamo capito invece lui sta cercando una soluzione ma non la trova e probabilmente avrà girato perché non c'è appunto una rete che dovrebbe esserci, perché non c'è una logica di supporto di questo che è un problema che sta diventando veramente un problema. È un'emergenza già adesso. Certo. Arriviamo alla rivalutazione delle pensioni. Chiedo dalla regia gentilmente se ci mettono in onda la prima slide, che così guardiamo anche quel beneficio economico che ci può essere, ricordando che comunque è sempre bene farsi verificare la propria posizione pensionistica, perché magari si scoprono dei diritti che ci sono ma non sono stati espressi, delle domande che non sono state fatte per ottenere dei finanziamenti, dei soldi. Bisogna chiedere tutto, anche la pensione bisogna chiederla. Quelli che noi chiamiamo anche, dopo magari proviamo a affrontarlo, perché tanti pensionati hanno la pensione convinti che l'INPS dia tutte le, come dire, tutto quello che deve dare, invece no, non è così. Non è così. Ecco, quindi come dire, è molto importante conoscere i propri diritti e a cosa sia diritto, insomma. Ecco, quindi allora, il ritorno al sistema per fasce orizzontali che meglio tutela il potere d'acquisto delle pensioni è frutto dell'intesa siglata nel 2016 tra le organizzazioni sindacali e il governo. Dal 1° gennaio 2019 pensioni rivalutate dell'1,1%. Allora, questa è la notizia. Diciamo ci sono due questioni che partono dal primo gennaio. La prima è che viene ripristinato il sistema di rivalutazione delle pensioni. Perché, come dire, credo che nessun governo non si sia mai esercitato sulle pensioni. Credo che
da Amato, Dini in avanti, tutti si sono esercitati sulle pensioni, quindi ci sono stati tanti provvedimenti sulle pensioni. Diciamo che uno degli ultimi che appunto bloccava la rivalutazione o riduceva di molto la rivalutazione delle pensioni, oggi col 31/12/2018 si esaurisce e viene ripristinato un sistema che ridà una rivalutazione quasi piena anche alle pensioni che vanno oltre appunto i 1.500 euro lordi. Chiariamo questo aspetto perché quando parliamo di cifre parliamo sempre di cifre lorde. Purtroppo lo diciamo, allora, lo sottolineiamo così. Stando sempre a questa slide. Esatto, e quindi come dire, abbiamo anche le pensioni oltre i 1.500 che hanno una piena rivalutazione. Dopo vedremo anche le cifre, così dopo i nostri telespettatori possono farsi i conti. E questo va detto grazie ad un accordo che le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto nel 2016 con il governo di allora. L'altro aspetto è appunto la nuova rivalutazione che è dell'1,1%. che un po' è quello dato dall'Istat sostanzialmente. No? Ogni anno il governo programma un'inflazione, poi questa inflazione viene certificata, quindi nel 2017 per il 2018 era stata certificata l'inflazione all'1,1 ed è stata definitiva, quindi abbiamo questo dato certo. Mentre l'altro dato è quello che riguarda l'inflazione del 2019, il governo ha programmato l'1,1% e quindi, come dire, adesso l'INPS ha rivalutato le pensioni con l'1,1 come programmato. Quando saremo a fine del 2019, se questa inflazione sarà certificata, resteranno gli aumenti che poi vedremo nella prossima slide. Perfetto, quindi 100% per la parte di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo, 90% sul restante, esatto, tra 3 e 5 volte il trattamento minimo, 75% per la parte eccedente a 5 volte il trattamento minimo. E così via. Perfetto, vediamo adesso invece la rivalutazione concreta e io quindi invito alla slide successiva, eccola qua, la vediamo sul monitor. Cosa dice sostanzialmente? Allora, quindi andiamo sul concreto, ognuno si mette nella tabella della propria pensione, in verde è la pensione lorda. La pensione lorda, quindi abbiamo la prima che è il trattamento minimo, quindi 507 euro, il famoso milione, insomma, che è stato appunto indicizzato negli anni ed avrà quest'anno, quindi dal 1° gennaio, avrà un aumento di 5,58 euro lordi per arrivare quindi ad una pensione di 513 euro. Quindi sarà il nuovo trattamento minimo. Perché trattamento minimo? Perché il trattamento minimo è quello con cui poi si misurano anche le varie, i vari assegni che vengono dati dal punto di vista sociale, ecco, che sono quelli legati anche al reddito e ad altre questioni. Poi abbiamo 2 volte il trattamento il minimo, quindi non è altro che il raddoppio sostanzialmente, 3 volte il minimo, 1.522, dove vengono erogati 16,74 euro di aumento. Ecco, la differenza è dopo, cioè fino a lì era così anche l'anno scorso e anche l'anno prima. Dov'è che cambia? Da 4 volte il trattamento minimo. Quindi chi ha una lorda di 2029, che vuol dire netta quanto? Dipende, lì è difficile fare una valutazione perché dipende anche dalla propria situazione individuale, perché è legata alla materia fiscale, quindi ognuno poi può avere situazioni diverse legate a varie... Vabbè, comunque sostanzialmente 1.700 euro. Sì, siamo all'incirca su quelle... Avrà 21,76 e via via crescendo fino a 30,98. Esatto. Sì. Questo è un fino a 3.044 euro, che oltre questa soglia la rivalutazione vale anche sopra, anche sopra, sempre con lo stesso criterio. Esatto. Viene mantenuto sostanzialmente. Quindi questa rivalutazione è sicura?
Ecco, e qui entriamo un po' sul tema delle cose non scritte ma dichiarate in questi giorni dal governo. Dopo magari, se abbiamo tempo, proviamo un po' a entrare nel dettaglio sulla manovra più in generale per cui si è caratterizzato questo governo. Insomma, questo governo si è caratterizzato sostanzialmente su due questioni, no? Nella sua campagna elettorale: il reddito di cittadinanza e la cancellazione della riforma delle pensioni. Così era nata in un primo momento la questione, che poi nel tempo è diventata un'altra cosa. Noi dai giornali, insomma, sappiamo che c'è una rivisitazione delle cifre che in un primo momento erano entrate nel documento programmatico economico-finanziario, la famosa finanziaria, insomma. E quindi un abbassamento anche di questa forbice porta poi evidentemente ad una minore spesa. Minore spesa vuol dire maggiori tagli. Quali materie saranno, come dire, saranno interessate a questi tagli? Io purtroppo temo che sicuramente ci saranno quei provvedimenti che il governo aveva intenzione di portare avanti sulla Fornero. Quella di quota 100. Quota 100, dopo spiegheremo anche cosa significa per i non addetti ai lavori quota 100, anche se immagino che un po' tutti ormai sappiano. Un attimo solo che leggo il messaggio, sto guardando queste tabelle e mi viene da piangere, vista la mia pensione di 620 mesi. Comunque l'importante è la salute, grazie lo stesso. Infatti, perché tra l'altro con la pensione bassa... Indubbiamente noi, come dire, chi ha la pensione bassa evidentemente parte anche con una minore rivalutazione. Di partenza. Però diciamo che intanto è importante portare a casa questa rivalutazione, perché non era data per scontata. Assolutamente. Dopo torniamo sul discorso facendo anche la distinzione uomini-donne, poi parliamo anche magari di quota 100. Pubblicità, pochi secondi.